Abvum de Bashmaya, Netgado Shmoch, Tete Maukutach, Nechwit Viana Haikana, de Bashmaya af Bahar, Havlan Lachmat Sunkanan Yomana, Washboklan Haubein Wachtahein, Haikana daf Hanan, Shwachan Lachaubein. Questo messaggio giunge a Davide con l'ausilio dell'energia vita di Gabriel. Siamo atti a comunicare urgentemente quanto segue in questo messaggio. Siamo vicini a voi, in tutto quanto sta accadendo. Siamo in attesa che i vostri governi si decidano a ufficializzare la nostra presenza sulla Terra e che i media collaborino alla grande verità, che per anni vi è stata occultata per ragioni di sicurezza e di studio reciproco. Il tempo concesso per tutte le operazioni necessarie al nostro primo contatto di massa è scaduto. I patti vigenti sono stati violati. Vi preghiamo di porvi in uno stato spirituale di alta coscienza cosmica, in quanto questo evento che stiamo organizzando è atto divino, proveniente dalla grande sorgente cosmica che ha deciso i seguenti avvenimenti, pronti per cambiare la vostra evoluzione. Gli avvenimenti futuri vi porteranno in uno stato di coscienza posta a comprendere il presente e il futuro prossimo a voi vicino. Il tempo è scaduto e le nostre navi stanno riempiendo il vostro spazio-tempo. Attendiamo con ansia il vostro incontro. Siamo solo molto preoccupati, in quanto i governi che dapprima hanno accettato i nostri scambi, ora ci sono contro. Non intendiamo non rispettare i patti presi in precedenza, in quanto l'umanità terrestre deve conoscere la realtà che a loro è sempre stata negata, in seguito ai patti di sicurezza e di scambio presi negli anni passati. Ora il comandante della Federazione, in seguito agli avvenimenti futuri che stanno per accadere nel vostro spazio-tempo, non ci permettono più di attendere che i governi ci diano il via per poter entrare massivamente come concordato sul vostro piano esistenziale. Il comandante della Federazione ha preso la decisione di rompere i patti presi con questi governi e di presentarsi all'umanità, come accordato entro i tempi stabiliti, prima che la cintura fotonica tocchi anche le vostre costellazioni. Il tempo è scaduto e se non ci autorizzeranno a scendere massivamente per aiutarvi al cambio evolutivo, lo faremo rompendo gli accordi presi. Il contatto è previsto già presto nei prossimi vostri anni. Vi preghiamo a tutti gli operatori di luce di attuare il piano informativo e divulgativo, atto a informare più persone possibili, in quanto non è nella volontà della sorgente irrompere con energia nei vostri piani di coscienza senza prima avervi prontamente istruiti. Non possiamo aspettare ad oltranza, in quanto il vostro DNA sta già subendo la trasformazione e se aspetteranno ancora non sarà più possibile aiutarvi tutti e dovremo pertanto attuare il piano di prelevamento in parte della popolazione terrestre se i tempi dovrebbero ancora dilungarsi. Vi preghiamo quindi di accettare tutto questo compiersi di sequenze necessarie come un ordine d'amore divino della sorgente cosmica, alla quale tutti noi fratelli universali apparteniamo. Ci teniamo a farvi comprendere quanto ci prema rassicurarvi tutti che la nostra operazione non è un'energia di controllo come vi vorranno far credere. Siamo pronti pertanto a congedare quei governi che non accetteranno tale condizione se ci attaccheranno violentemente. La nostra più grande paura e la loro più grande leva è il nucleare, con il quale ci hanno sempre ricattato e barattato interventi di elettroingegneria in cambio di studio e conoscenza. Ora, a tutti i rappresentanti della Federazione chiediamo di divulgare questo nostro messaggio, perché il tempo è quasi terminato e la cintura fotonica si approssima. L'inganno è pronto nuovamente, ma la verità sarà conosciuta. E sarete presto liberi e farete parte della grande famiglia universale, in un tutt'uno di amore e pace, proprio secondo la volontà della nostra ordinazione. Un saluto cordiale a tutti voi, comandante Astar Sheran, Michele Arcangelo.